Sentiamo Veronica Baldaccini. 4 risultati utili consecutivi sono un bel filotto, eppure la difesa che ormai non perde un colpo quasi. Va bene anche la classifica, ma per il Cagliari è arrivato il momento di centrare il primo successo in campionato dopo 6 turni. E non sono gli osservatori esterni a dirlo, ma il capitano in persona, David Suazzo. Questa mattina ha incontrato gli studenti della scuola media Pascoli di Assemini, ha firmato oltre 300 autografi, ha cantato insieme ai ragazzi e risposto a una raffica di domande. Non ha promesso gol contro il Torino, ma senza titubanze ha ammesso che la vittoria non può più farsi attendere. Ti hanno chiesto un gol contro il Torino, ma non ti sei sentito di prometterlo? No, ho detto a loro che mi sforzerò sicuramente, dopo se arriva il gol io penso che anche loro saranno contenti, anche la squadra, e spero di dare il massimo perché non sarà facile. Io penso che avevamo bisogno di una vittoria e speriamo che arrivi la vittoria prima di tutto. Piano piano stiamo sommando, l'importante è che siamo lì, non siamo proprio, penso che non facciamo punto. Noi siamo fiduciosi, penso che la classifica non è così maligna, però il Cagliari ha molto valore e io penso che prima o poi usciremo da questa serie negativa che abbiamo.